Amici bellini, perdonate il ritardo, è stata una conferenza lunghissima, quindi ho dovuto sbobinare molto. Inauguriamo il nuovo book, il nuovo tacchino, vedete? Qua ci sono piccioni, ci sono le cose, dai! E parliamo delle parole di Allegri, sfioriamo le parole di De Rossi e facciamo le nostre ipotesi di formazione, perché anche se non ci dicono niente, noi già sappiamo. Cominciamo! Sì, era una battuta il fatto che insomma la conferenza è stata lunga, 11 minuti di orologio senza dire nulla di che, ma non ci aspettavamo niente di strano, niente di particolare, non è che belle e bue, è proprio, sono queste le conferenze. Tra l'altro la comincia Lombardo con grande sarcasmo, ma pure così adesso ci saranno le conferenze molto frequenti, una frecciata a Conte. Non lo so, insomma, non è che il Napoli in passato aveva le freghe, è Conte che ha bloccato tutto. In passato, ogni volta che c'era la possibilità, non l'abbiamo fatta, ce lo ricordiamo benissimo. Ma va bene, lasciamo un like, riusciamo a lasciare 1926 like, con l'hype pure, su questo video come buon augurio. Ci serve avere tutte le vibe positive possibili e immaginabili per cominciare la stagione. Tra l'altro domani state tuned perché il lavoro, e ovviamente dovevamo cominciare così, non lo so se riuscirò ad andare live, ve lo farò sapere. Allora, Lombardo, quindi si comincia con Lombardo, conferenze molto frequenti, bla bla bla. Sky è ancora emozionato, dopo 23 anni, perché poi si può dare la responsabilità, non è una responsabilità di Allegri. Allegri è sempre stato così, è sempre stato 0-0 in conferenza, bisogna star zitti a lavorare quando perde, sempre con... insomma ti comunica sempre una certa serenità, una certa... io lo leggo anche come lassismo, onestamente. Sembra che non se ne frega nulla di rendere partecipi i giornalisti, ma se poi i giornalisti non domandano niente, giustamente che cosa deve rispondere? Secondo voi è uno tipo gli allenatori moderni che ti danno spunti anche se tu non li chiedi? No, quindi è giusto che sia così. Poi Sky dice pure una piazza a lei cara, ma quando mai Napoli è stata cara da Allegri? Novità. Vabbè, comunque sì, sempre l'emozione, sempre la piazza passionale, curioso di sapere cosa facciamo col Jet. Vabbè, DAZN, c'è un mantra? Cerchiamo un titolo perché non abbiamo voglia. Sarà un Napoli mutevole, insomma, vari moduli di gioco. È un'ottima rosa, ho trovato una rosa ben allenata da Conte, questa è una cosa che io apprezzo sempre, insomma, quando gli allenatori che entrano non vanno in contrapposizione col passato, ma anzi ringraziano, salutano e approcciano il loro lavoro. Possiamo cambiare in corso, non c'è problema. KDB dove lo vede, come lo vede, già sta bene rispetto a quanto poco abbia potuto fare nel ritiro. E poi i top, i giocatori forti giocano ovunque, si trova lui, poi la zona migliore. Questa è una cosa che insomma a me non fa impazzire. Buongiorno a tutti. Benvenuti alla ripresa delle conferenze stampa che saranno frequenti, molto frequenti. Ma qua ci possiamo legare anche il discorso che ha fatto De Rossi, perché gli chiedono se il suo gioco è molto diverso da Allegri e se Allegri gli ha dato poi dei consigli perché c'è stima reciproca, e De Rossi richiama un episodio dove Allegri dà il consiglio a Nesta e Nesta glielo riporta, dice sì, parliamo di tattica, quello che vuoi tu, ma alla fine ti devi far comprare i calciatori. Questo è il consiglio che ti dà Allegri a un giovane allenatore che si sta approcciando. Ti devi far come servono i calciatori forti, altrimenti che cosa, non ti puoi inventare niente. E poi De Rossi ci aggiunge, dice non è detto che il nostro calcio sia così diverso, perché ho visto cosa ha fatto il Napoli nel precampionato e ho visto anche una squadra un po' più aggressiva, una squadra che vuole mandare molti giocatori. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto anche noi, non cadiamo dal pero, soprattutto nell'ultima partita mandiamo molti giocatori a riempire l'area e nel secondo tempo abbiamo visto delle cose entusiasmanti per quanto mi riguarda, per quanto mi potessi aspettare. Quindi avendo visto De Rossi probabilmente più l'ultima partita che non le prime, sa che il Napoli può essere più aggressivo e quindi più simile a quella che è la sua idea di gioco.
ADL cosa le ha chiesto, cosa lei chiede a se stesso, chiedo impegno, l'entusiasmo, siamo vigili sul mercato ma siamo forti, la rosa è già forte, non è detto che se vai poi a comprare sono meglio di quelli che non hai già, vabbè, lo sappiamo che stiamo in grosse difficoltà e che non è che possiamo muoverci in maniera così, vai, compriamo, poi dopo vediamo se vendiamo, non si può fare. Le ambizioni alte della piazza, qual è la distanza con l'Inter? E qua Allegri fa una sua griglia. Involontariamente la fa perché mette in ordine, gli vengono delle squadre in ordine. Poi ovviamente questa è una mia ricostruzione, non è detto che lui la pensi così, però se c'è una cosa che io ho sempre, e quelli voi della community che seguono da tanto tempo ve lo ricorderete, io ho sempre dato ad Allegri il merito di capire il campionato come si sviluppa. E quella storia, vabbè, il campionato è ancora lungo, qua possiamo perdere, qua possiamo pareggiare. Allegri ha delle tabelle ben precise in testa e sa benissimo se può raggiungere l'obiettivo o meno. Poi se arriva punto a punto nell'ultima partita, come è capitato con il Milan, là può capitare l'imponderabile, ma Allegri già sa. E quando parla dice vabbè, l'Inter è favorita perché vince lo scudetto, poi ci sono 7 squadre in più oltre all'Inter che si giocano quelle posizioni, poi tra 15 giorni c'è la Champions, quindi dobbiamo lavorare per essere competitivi su 3 competizioni. Però l'ordine che ci dà Allegri è Inter, cita il Napoli prima, poi la Juve, il Milan, il Como, la Fiorentina, poi la Roma e poi l'Atalanta. Questo è l'ordine. Io poi ho fatto la mia classifica finale su Calcio Fluido, anzi grazie a tutti quelli che se lo sono visto perché sta andando bene il video. Quindi la griglia per, ovviamente mette il Napoli secondo, però la griglia attualmente per Allegri è Inter, Napoli, Juve, Milan, il che può essere anche molto plausibile. Vedremo. Si parla di Favasuli e Badiashile, dice Favasuli un giovane che abbiamo preso, entusiasmo, le cose. Sull'altro vediamo, perché ancora non è stato presentato. Sappiamo che ci fanno sapere che alla fine le visite approfondite sono andate bene, tutto a posto, però ancora non è arrivato. Magari adesso che registro questo video arriva l'ufficialità, però non si è allenato e quindi non è tra i convocati. Tra i convocati però c'è Beukema e questa è una bella novità. Ovviamente non ha fatto nulla, cioè è rientrato insomma con i compagni da pochissimo, quindi sia lui che Neres sono convocati ed è una buona notizia. Che risposte vuole dalla squadra? Fare una buona partita di buon livello tecnico ed essere solidi, una squadra solida. In attacco ci serve qualcosa anche per eventualmente cambiare modulo. Abbiamo Højlund e Lucca, 23 anni, Lucca qualche anno in più, 25 o più. Si vede che se ne fregano poco insomma di studiare il personaggio Lucca, perché si ha fatto 2 gol a Castel di Sangre, è vero, ma gli hai tolto pure un gol che aveva fatto nell'altra amichevole. Diamo soddisfazione. È uscita la voce della Turchia, del Trabzonspor, squadra però dove c'è Salah. Tu dici vabbè, Lucca magari per andare a giocare con Salah, però a me è venuto un dubbio. Lucca ha appena avuto un bambino, tu prendi il bambino, tutta la famiglia e te li porti in Turchia, bimbo appena nato, la vedo difficile che lui. Poi oppure invece che fai? Li lasci a Napoli e vai solo tu e ti perdi la crescita del bambino. È veramente complicato immaginare una cosa del genere, ma da Lucca aspettiamoci qualsiasi cosa. È un giocatore che può crescere. Poi gli chiedono anche di Lang è un altro giocatore perché Lang è meno attacco, è più esterno. Tutti dobbiamo avere ambizione, sono giovani. La griglia, domani partiamo tutti da 0 punti, poi dice Fiorentina, Milan, Atalanta, Juve. Sta Fiorentina, vedi come poi alla fine aver fatto un mercato importante e deve far includere la Fiorentina in questo giro iniziale. Risulta fuori la Lazio da questo giro, non si parla più del Bologna in questo giro ed è anche insomma comprensibile. Allora ci spostiamo, perdonate la nostra apparenza come si dice nei negozi, ma sto facendo, forse posso farvi vedere una cosa. Stiamo lavorando per voi amici bellini che mi danno una grossa mano. Se tu poi fai questi movimenti così vedi, però piano piano. Nel frattempo non cambiamo la strada vecchia per la nuova e lasciamo Juan Jesus qua. Il numero 5 para se lo prenda Badiashile, e però lì ci dobbiamo immaginare Rafa Marin. Secondo me insomma i dubbi che possiamo avere sono Spinazzolo, Olivera, Meret, Milinkovic, Savic, magari un De Bruyne che può alternarsi o con Anghissà o con McTominay, lo stesso Gilmour con Lobotka, ma si dovrebbe cominciare così con Alisson, Højlund, Politano e con un Genoa che dovrebbe andare di 3-4
4-2-1 con la possibilità di vedere Baldanzi qui, quindi se Colombo magari se lo prende Rachmani, Rafa Marino dovrà stare attento al piccoletto che può sgusciare, e magari un Vitigna che parte un po' dall'esterno e va ad inserirsi, Norton Caffi sulla fascia. Poi ci sono altre notizie, insomma, in giornata si è parlato di un rinnovo per Anghissà, ho sentito anche un 5 milioni, prima ci dicevano no, Anghissà è irritato, chissà se questo rinnovo viene dopo l'irritazione o se l'irritazione non c'è mai stata. Insomma, di tutto si parla tranne che di McTominay, e io non lo so se un rinnovo ad Anghissà a queste cifre ha molto senso, ma lasciamo fare, senza giudicare prima che le cose avvengano, perché potrebbero essere anche solo chiacchiere. E nel frattempo pare che stiamo sistemando Baritin, sorpasso l'Orient sullo Sturm Graz, ve lo ricordate? Anche lì si parla di prestito con diritto di riscatto. Se è così, il Napoli deve attivare una clausola, perché Baritin era a scadenza di contratto e non lo puoi prestare. Quindi devi attivare una clausola, praticamente lo devi rinnovare, te lo ritrovi tale e quale l'anno prossimo, è una soluzione solo temporanea. Non convocati Marianucci, ovviamente buongiorno, Prisco che pare serva per la primavera, Foloruscio, lo stesso Baritin e Mazzocchi che sono delle pisciatelle. pare sia infortunato. Infortunio di mercato, lo scopriremo. Su Mazzocchi si era parlato solamente del Cagliari, ma poca roba. Potrebbe essere anche una cosa, non te lo porti se poi non lo vuoi mettere in lista, perché per mettere in lista Badiashile, ma se non sbaglio, e questo ne abbiamo parlato tutti gli anni, finché non si chiude il mercato la lista è aperta e quindi in teoria ti potresti portare tutto, tutti. Per quanto riguarda Lang si parla sempre più insistentemente dell'Atalanta, che ieri è stata un pochino spuntata, un pochino sterile nella partita di Conference League contro il Tel Aviv, 0-0, insomma non fantasmagorico, e forse lì in quella zona potrebbe servire un esterno di ruolo, perché ci sta lavorando Raspadori e sappiamo che non è un esterno puro. Sarri può cercare di cambiare il ruolo, ma le caratteristiche quelle sono. Raspadori nel 4-3-3 forse funziona di più da falso 9, dove però l'Atalanta ha l'abbondanza di uno Scamacca, di un Christovis suo vice, di un De Catelare che puoi anche lui adattare lì. Insomma, è una squadra che non è costruita per quel modulo e quindi bisognerà per loro, insomma, trovare delle soluzioni o adattarle. Lang avrebbe senso nell'Atalanta, però se lo vogliono solo in prestito siamo alle solite. Insomma, tant'è, fatemi chiudere questo video che è già tardi e poi vado a fare le cose del fantacalcio. A proposito, dovrebbe essere rimasto un solo posto per il cantafalcio fluido e poi ci trasferiremo, per quelli che vorranno farlo e non c'è più posto nelle nostre divisioni, faremo un fantacalcio a listone generale sul calcio fluido. Abbiamo poco tempo, però il calciomercato è ancora aperto, quindi finché non si chiude il mercato io non faccio aste. Mi sembra una follia, perché poi ti ritrovi giocatori che devi rivendere, che devi rifare la squadra, non è il caso. Fantalab.it/fluido, codice fluido se volete lo sconto per il premium. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, domani si gioca.